Buongiorno a tutti, non sono neanche le 6 del mattino, vedete com'è buio fuori? Bene, oggi voglio preparare la mia colazione preferita, per cui se siete curiosi, allora aio, beniga di conto. In un pentolino ci mettete un filo d'olio, filo pochino, chiamatelo come volete, e poi della salsiccia sbriciolata. Quindi la prendete direttamente così dal contenitore dove è stata preparata, oppure la togliete dal budello e la sbriciolate. Ecco qua la salsiccia arrosolato. Adesso ci aggiungo un cucchiaio di sugo di salsiccia, dei funghetti che mi sono avanzati, cardolino d'avezza. Questi li avevo precedentemente cucinati con olio, aglio e sale. Messo tutto insieme, la fortuna del scardolino d'avezza capita una volta, veramente ogni morte di pappa, come si suol dire, ma anche avere il suo di salsiccia non capita spesso in contemporaneità, altrimenti io lo preparo semplice: salsiccia, olio e l'ultimo ingrediente, l'uovo, che dovete sempre controllare perché potrebbe essere guasto. Unisco anche il mio ovetto, mescolo velocemente, la mia salsiccia preferita è pronta, eccola qua. L'ho poggiata su un piatto così lui si scalda un attimo, nel frattempo cerco il pane, tutto l'occorrente e buona colazione a tutti voi.